Nullità del marchio per registrazione in malafede. Il caso Taffo. Il Tribunale di Roma ha recentemente dichiarato la nullità del noto marchio Taffo. Cerchiamo di capire cosa ha determinato questa decisione. L'impresa di onoranze funebri che porta il nome Taffo è particolarmente conosciuta dal pubblico per le innovative, irriverenti e ironiche campagne pubblicitarie diventate virali. Il marchio Taffo prende il nome dal fondatore dell'impresa Gaetano Taffo, che fintanto che era in vita non si era mai premurato di registrarlo. Alla morte del titolare Gaetano, il marchio Taffo era quindi un cosiddetto marchio di fatto, ossia un marchio non registrato, bene entrato in comunione ereditaria e conteso tra i molteplici eredi del fondatore. Deceduto il titolare, l'attività di impresa è stata portata avanti e contrassegnata dallo stesso segno Taffo, tanto dall'originaria impresa di famiglia Taffo Gaetano e Figli SNC, quanto da altre società, sempre di onoranze funebri, che si sono nel tempo costituite tramite gli eredi di Gaetano Taffo. In sostanza, per alcuni anni gli eredi in qualità di contitolari hanno tutti utilizzato il marchio di fatto Taffo per contraddistinguere le proprie molteplici attività di impresa fra loro concorrenti. A un certo punto, però, la Taffo Gaetano e Figli SNC decide unilateralmente di registrare il marchio Taffo Funeral Services, dapprima presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e successivamente presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, acquisendo così un diritto di esclusiva sul segno tale da escludere il diritto degli altri coeredi a farne uso. Gli altri coeredi però non hanno cessato le proprie attività concorrenti, quindi la Taffo, Gaetano e Figli SNC li ha citati in giudizio per presunta contraffazione del marchio registrato e concorrenza sleale. I coeredi si sono costituiti in giudizio e si sono difesi contestando le accuse di contraffazione e concorrenza sleale, nonché lamentando che la registrazione del marchio Taffo Funeral Services da parte di Taffo Gaetano e Figli SNC sarebbe stata effettuata senza il loro consenso e quindi illecitamente. Come già precisato in molteplici occasioni dai tribunali italiani, se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le relative facoltà sono disciplinate, salvo diversi accordi tra le parti, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili. Ne consegue che l'uso del marchio in comunione da parte del singolo non può impedire che gli altri ne facciano parimenti uso. Per tale ragione deve essere esclusa la possibilità di un utilizzo unilaterale del marchio, in quanto ciò comporterebbe la facoltà di vietarne agli altri contitolari di farne uso, privandoli quindi del diritto di esclusiva che altrimenti spetterebbe anche a loro. Dato che la società Taffo Gaetano e Figli SNC aveva, come detto, registrato il marchio unilateralmente, ossia senza il consenso unanime degli altri coeredi, il Tribunale di Roma ha ritenuto che tale registrazione fosse stata effettuata in malafede. La malafede si configura quando il soggetto che registra il marchio è consapevole che la propria azione comporta un pregiudizio ad un soggetto terzo. La sanzione che discende dalla registrazione di un marchio in malafede è la nullità della registrazione stessa e del marchio. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto innegabile che all'atto del deposito delle domande di registrazione del marchio i richiedenti fossero pienamente consapevoli che la registrazione avrebbe arrecato un evidente pregiudizio agli altri membri della famiglia. Pare peraltro che le domande di registrazione siano state presentate agli uffici competenti tenendo gli altri contitolari all'oscuro di tutto, con l'evidente intenzione di estrometterli. Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato la nullità dei marchi registrati da Taffo Gaetano e Figli SNC, condannando anche la società soccombente alla refusione delle spese del giudizio. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto industriale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.